Ma le aziende sono tenute, vista la situazione attuale, a pubblicare, appendere fogli, mettere un po' ovunque le norme sulla sicurezza e in quante lingue, se c'è personale straniero presente? Potete rispondere, chiedono. Sì, sì, è chiarissimo il dubbio e la domanda. Credo che sia altrettanto ovvia la risposta perché è di buon senso. La norma prescrive, la norma, i protocolli, ma più in generale le norme di materia di sicurezza, naturalmente prescrivono come prima regola per poter applicare le misure di sicurezza che i lavoratori ne siano a conoscenza. Di conseguenza l'informazione, la formazione è un obbligo sancito dalle norme in materia di sicurezza e previsto anche nei protocolli anticontagio. Quindi in azienda devono essere diffuse queste informazioni in tutti i modi possibili, anche attraverso la fissione di cartelli, fogli, opuscoli informativi, qualsiasi mezzo che in qualche modo possa informare le persone. In quali lingue? In tutte le lingue necessarie per far capire ai lavoratori che sono presenti in quell'azienda quali sono le misure di sicurezza messe in atto e quali sono i rischi legati alla pandemia.